nella presentazione è stato messo praticamente associazioni insegnanti, genitori, operatori per la crescita umana, è andato via. Ecco, poi dopo il mio nome è stato accortato, non so cosa era successo, qui è tagliato da una parte e dall'altra. Perché io sono Anna Maria, tutto l'istituto attaccato. Allora, questo è solo ti diamo subito il voto, esatto, la valutazione. Lei che organizza. No, allora noi siamo nel senso che perché hanno accusato lei? No, perché sono l'organizzatrice, allora mi danno una valutazione, no, l'ho precisato perché siccome amo rispettare le cose. Allora noi siamo un'associazione di insegnanti, come si diceva, e di genitori e di operatori per la crescita umana. Ci siamo a Brescia, con le nostre forze siamo sulla Brescia, poi vabbè io mi sposto anche in altre zone, in altre regioni, però fondamentalmente la sede è a Brescia. Siamo nati nel 1991 e siamo nati proprio per una precedente mia esperienza che ha voluto essere evoluta ad un certo punto, cercando di avvicinare e eventualmente riuscire ad integrare due realtà impegnate nell'educazione, nella formazione, che io avevo visto lavorare su fronti a volte anche poi in contrasto, positivi piuttosto che collaborativi. Quindi il nostro impegno è stato quello di provarci in questa esperienza e abbiamo continuamente migliorato e modificato il nostro cammino, perché abbiamo imparato continuamente dalle esperienze che facevamo. Abbiamo imparato a lavorare sempre più, sempre meglio con i genitori, a lavorare sempre più, sempre meglio con gli insegnanti e a farli conoscere reciprocamente. Avremmo voluto fare di più con le nostre forze, siamo arrivati dove siamo arrivati. Allora noi ci occupiamo di educazione socio-affettiva, sia nell'ambito della famiglia che nell'ambito della scuola, o perlomeno quando incontriamo gli insegnanti e quando incontriamo i genitori. Ci occupiamo dell'educazione alla genitorialità intelligente, perché riteniamo che ci sia una genitorialità a volte molto emotiva, istintiva, molto, ecco, invece si debba sempre più, andando avanti, dedicare a far sì che la genitorialità sia anche di testa, sia anche consapevole e sia intelligente. Facciamo iniziative di educazione permanenti. Il nostro vocabolo è educazione, c'è molta formazione, c'è molta informazione, ma c'è poca educazione, perché l'informazione è facile, la formazione che poggia sull'informazione è facile, l'educazione è difficile, è impegnativa. L'informazione, la formazione è remunerativa, l'educazione non è remunerativa economicamente, lo è su altri versanti, ma economicamente no. E infatti il nostro tempo di 21 anni di impegno di lavoro in questo campo è stato faticoso, anche perché le risorse economiche ce le siamo dovute inventare, cercare e trovare noi, e raramente siamo riusciti ad ottenere delle risorse pubbliche. Noi non ci siamo dati granché da fare, perché poi alla fine è più dispendioso stare lì a dimostrare quello che si è fatto con le risorse pubbliche, che noi facciamo così 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, eccetera, 65 giorni all'anno, ma lo facciamo incontrando le persone, ascoltando le persone, e sanno che quelli che vengono da noi da noi trovano educazione e a loro piace. Io ho presente, per esempio mi viene in mente all'inizio del nostro percorso un papà che ci ha detto, oggi papà non c'è più, e c'è una persona che è presente che si ricorda, che ci ha detto, sempre in cremolese, Fia, meno male che c'è l'associazione
cremonese, e dice: è un'associazione che si occupa di noi genitori normali, perché ci sono molte risposte, molte attenzioni alle famiglie, ai genitori, quelli con difficoltà, con problemi, con eccetera eccetera. E beh, per noi che siamo una famiglia normale, tra virgolette, comunque, che ha comunque problemi, però noi facciamo tutto il possibile per stare in piedi. Meno male che c'è qualcuno che si occupa di noi. Infatti questa è stata la nostra scelta di campo: educare, e in qualche modo distinguendosi da tutto quello che già c'era e c'è, giustamente, e meno male che c'è, per quelli che sono nelle situazioni più difficili e disperate per certi aspetti. Noi ci siamo dedicati alla prevenzione. Si dice sempre che prevenire è meglio che curare, però fondamentalmente io trovo che in genere finiamo per ricorrere alle emergenze. E siamo bravissimi ad affrontare le emergenze, almeno nel momento più forte dell'emergenza. Il problema è affrontare invece ciò che sta prima e il modo da evitare di arrivare alle emergenze. Quindi noi ci siamo dedicati a questo. Abbiamo aggiunto anche altre forme di educazione, l'educazione agli adolescenti, al corretto uso dei mass media, e ultimamente ci siamo dovuti, proprio perché le cose ci arrivano dai genitori, ci arrivano dagli insegnanti, perché noi siamo un osservatorio in cui incrociamo gli insegnanti e ci portano dei bisogni e dei problemi, incontriamo i genitori e ci portano dei bisogni e dei problemi. E noi abbiamo aggiunto che facciamo educazione di insegnanti e genitori per la prevenzione di difficoltà e disturbi di apprendimento, perché adesso sta venendo avanti questa situazione di emergenza, disturbi di apprendimento. Noi siamo consapevoli che spesso si fa confusione fra difficoltà di apprendimento e disturbo di apprendimento, e si finisce per fare di tutte e due queste realtà un'unica lettura, un'unica esposizione. In realtà non è vero. Io ho sostenuto anche recentemente in un convegno che la difficoltà di apprendimento è la normalità. Chi è che non ha difficoltà nel momento in cui avvia un apprendimento? La difficoltà, se accolta, curata, sostenuta, non è che diventa disturbo di apprendimento, anzi proprio bisogna farlo perché non diventi disturbo di apprendimento. Invece cosa succede? Che la difficoltà di apprendimento la si legge e già subito si pensa che sarà colpa di, e la colpa la si dà oggi come oggi alla genetica, e a questo punto si dice siamo di fronte agli inizi di un disturbo di apprendimento. E allora cosa sta succedendo? Che i genitori si ritrovano un ulteriore disagio, un'ulteriore difficoltà, oltre a quelli che già hanno e che sono già stati comunque detti da altri, non voglio ripeterli, io voglio dire qualcosa di specifico nostro. E allora i genitori si ritrovano di fronte a: la scuola mi dice che il mio bambino, la mia bambina, mio figlio, mia figlia mi invia e vi devo andare all'incontro di io. Dico, aspetti un attimo, prima di procedere in questo senso fermiamoci, mi porti suo figlio, sua figlia, mi porti e mi faccia vedere com'è avvenuto il suo percorso scolastico dagli inizi ad oggi. Mi porti i quaderni, mi porti gli strumenti e alla fine cosa scopro? Guardi, signora o signore, che questo figlio, questa figlia, in realtà non è quello che si sta prospettando, semplicemente è vittima di un insegnamento didattico, metodologico didattico sbagliato. Perché nella scuola oggi purtroppo, e non si sa, non lo sanno gli insegnanti, lo scoprono, nella scuola oggi si insegna a leggere e scrivere e fare conto col metodo globale, che in Francia è stato bandito nel 2006 e in altre nazioni ancora prima, però nella scuola c'è, ma le maestre non lo sanno, perché siccome si
i quaderni, i lavori. L'ultima volta mi ha detto un gruppo di insegnanti: ma mi dica com'è il metodo globale, mi dica che cos'è. E io lo spiego, dice: ma io non lo sapevo che questo fosse il metodo globale, è quello che vedo fare dagli altri, lo faccio anch'io. E allora dico: invece c'è un altro metodo che si sta dicendo, si sta diffondendo, dobbiamo diffonderlo, che alcuni dicono che è vecchio perché non si usa da tanto. Io dico che è un vecchio rinnovato, perché oggi ha la possibilità di essere anche migliorato per tanti aspetti, noi lo stiamo anche facendo, però è un metodo che, dove si applica, ha dimostrato che lì non ci sono disturbi di apprendimento. È stato dimostrato che là dove si applica non ha questo. Allora vuol dire che sarà anche vecchio, ma se è vecchio rinnovato in modo da ottenere questi risultati, e alleggeriamo le famiglie di questo problema. Le famiglie vengono, i genitori vengono, io do delle indicazioni dei progetti, dei percorsi, do delle indicazioni per reimpostare l'apprendimento della lettoscrittura, le realtà si aggiustano. Ci vuole del tempo, perché quando il percorso è lungo ci vuole molto più tempo, ci vuole molto tempo, però ci si arriva. Ci si arriva, e ho visto una ragazzina di terza media che a un certo punto scriveva in modo illeggibile, non si capiva, aveva deciso che per non andare avanti a scuola faceva il contadino sperando che a questo punto non ci sarebbe più stato da studiare, eccetera, eccetera. Quando l'ho messo in condizioni di scrivere in maniera leggibile e l'ha guardato e ha detto: ma dai, riesco a leggere quello che scrivo, ma allora non sono sbagliato. E quando si trova di fronte a queste cose, vuol dire che forse dobbiamo un po' stare attenti e rileggere quello che sta succedendo. Questo è uno dei percorsi, avrei molti esempi da portare, ma il tempo non me lo consente. Allora allora vi dico un altro aspetto tra quelli che ho scelto di raccontarvi, perché se ne avrei una montagna, ma in 10 minuti non ce la faccio. Allora noi, quando lavoriamo con i genitori, ci occupiamo anche dell'educazione e del renderli coscienti, consapevoli di dove sono, come stanno attivando il loro percorso genitoriale, come lo stanno portando avanti, che cosa sta funzionando e non sta funzionando nel loro percorso. Allora praticamente mi sono trovata a rendermi consapevole anch'io e a conoscere certe disfunzioni del sistema familiare, di una famiglia normale. Io sono convinta che c'è questa famiglia normale, accanto a tutte le altre che ci sono, che sicuramente sono d'accordo, ma c'è anche questa famiglia, ed è quella che io incontro tante volte, e che è una famiglia che chiede di essere aiutata a continuare ad esistere. Quindi noi la aiutiamo a continuare ad esistere. E allora c'è una realtà in cui c'è una disfunzione di organizzazione e di gestione degli impegni nel carico famiglia, che sono già stati anche segnalati da chi mi ha preceduto, no? Soprattutto c'è una rieducazione della funzione materna, c'è una funzione materna esorbitante, ingombrante, che produce anche la formazione di individui, di figli, che sono tendenzialmente emotivi e poco razionali. Perché? Perché adesso spiego. C'è una dedizione, oltre il tempo e il modo necessario, ad azioni di accudimento nei confronti dei figli. Perché noi abbiamo guadagnato anni fa delle stelle al merito, perché bravi italiani ad accudire, siamo bravi ad accudire. Il problema è che non basta accudire, e l'accudimento riguarda dei tempi dei primi anni di vita dei figli, ma poi l'accudimento bisogna sostituirlo, e invece è come se si continuasse praticamente l'allattamento, fondamentalmente non si è mai smesso di allattare. E allora succede che abbiamo figli bambini anche oltre i 6 anni. Io continuo a dire alle mamme: guardate che a 6 anni è finita l'infanzia, basta chiamarli bambini. Mi vengono con figli alla scuola media e mi dicono: il mio bambino, la mia bambina. Io lo guardo e dico: scusi, ma si accorta che è alto, che è alta, ma si accorta che è cresciuto.
ma si è accorta che non è più un bambino o una bambina, ma è un ragazzo, una ragazza, e quindi deve lavorare con un altro genere di cervello, con un altro... ma se lei continua a vederlo come un bambino o una bambina, continua a relazionarsi come fosse un bambino o una bambina. E quindi mamme che sanno accudire bambini piccoli ma non crescere ragazzi e futuri adulti, e padri che non bilanciano e non compensano questa dedizione, ecco perché è una dedizione sbilanciata, eccessiva, non bilanciano questa dedizione perché loro non sanno come si fa a fare il padre, e dicono io cosa devo fare? Stanno imparando l'accudimento dei bambini, i padri, perché le mamme stanno chiedendo questo, quindi con i bambini stanno imparando, ma poi dopo quando devono fare il padre e devono dare gli orizzonti e devono dare gli slanci, eccetera, sono in difficoltà. Perché? Perché ritengono che se lavorano tutto il giorno e sono a casa poche ore, quello che posso fare è giocare con i miei figli. Cosa devo mettermi lì a fare? E il padre che indirizza, che orienta, che... E il problema è che quando il padre è di questo tipo, per cui entra in contrasto tante volte con quello che la mamma sta cercando di portare avanti, c'è fissa in fondo in fondo. Allora c'è una carenza o un'assenza di autorità e di autorità condivisa, perché a questo punto l'autorità si concentra sulla figura materna, perché è impegnativo e fa mancare tutta una serie di altri interventi che siano complementari. E c'è un gioco negativo perché c'è la preoccupazione di essere amanti dei figli, e se si vuole essere amanti dei figli bisogna acconsentire, e a un certo punto allora abbiamo dei figli protetti e accompagnati nei percorsi e doveri scolastici, per cui genitori che continuano ad essere iperpresenti anche quando i figli nei doveri scolastici potrebbero essere in grado di organizzarsi e di imparare, ma c'è sempre la mamma che passa ore accanto ai figli per i compiti. Io dico, ma scherziate? Ma queste cose che impareranno poi a... Bisogna rieducare le figure familiari ad essere capaci di mollare, figli capaci di organizzazione, perché nella famiglia l'organizzazione non c'è. Abbiamo una famiglia che vive sul momento, sull'attimo fuggente, ma non c'è organizzazione, ordine mentale, manca l'ordine mentale pratico, scelte, e manca l'educazione alla responsabilità, perché la responsabilità è sempre di qualcun altro, mai della persona che esce. C'è uno spreco quindi di energie e di risorse umane. I figli che così crescono in questo ambiente, che genere di adulti saranno? Io vedo già degli effetti, dico, sono degli adulti anagrafici, ma non reali. Sono adulti che si aspettano sempre di avere questa riedizione di dedizione da qualcuno, una famiglia che si riproduce a tutti i livelli, per cui devono avere, si aspettano, prendono e devono prendere, e non sono capaci di ridurre e di rinunciare. Sono figli quindi che si aspettano un benessere garantito sempre, dappertutto, ovunque, da chiunque. La famiglia ha assoluto ed estremo bisogno, quindi a questo io dico politicamente sia un'attenzione, bisogna di essere sostenuta e accompagnata ad una revisione, ad una presa di coscienza, ad una reimpostazione della propria forma di esistenza e funzionamento educativo. Perché si è bravi a dar da mangiare, si è bravi a vestire, si è bravi a dare lo tetto sulla testa anche meglio, si è bravi a dare beni materiali con sacrifici enormi, però a educare non si è avuto, perché non c'è stato un percorso di educazione delle funzioni genitoriali, e quindi perché escano dalla famiglia, circolano dalla società generazioni di uomini e donne davvero capaci di essere adulti contributivi e responsabili. Contributivi. Le conferenze
cifre che fanno anche, che secondo me sono scandalose, perché sono cifre che in una sera fanno prendere dalle persone quello che altri guadagnano in un mese, 2, 3. Noi riteniamo che bisogna stare attenti a questo. Bisogna stare attenti a questo. Oggi forse siamo più in difficoltà e forse non lo facciamo. La conferenza vista bene come un momento iniziale, però se si ferma lì, come di solito succede, lascia il tempo che trova. E invece io ho continuato a dire, e perché dopo la conferenza non si dice a questi adesso riunitevi, fermatevi, fatevi accompagnare e tutto quello che avete avvertito, sentito, condividetelo e fatevi aiutare a tradurlo in pratica. Invece no, io ho provato a mettermi di fronte a quelli che organizzano conferenze e dire, ma dite che dopo c'è un'associazione che vi aiuta a ripensare, a riflettere, a mettere insieme e a tradurre in pratica. E non lo si fa, perché se poi le persone crescono e imparano e diventano evolute, non c'è più bisogno delle conferenze, no? E allora va bene. Noi siamo invece per creare dei centri di educazione permanente nei quali con risorse ragionevoli, senza sprechi eccetera, e costi assenti o contenuti per le famiglie e la comunità, si raggiunge l'obiettivo di una famiglia educativamente competente, una famiglia oggi si comincia a dire resiliente, che forma, che aiuta a diventare capaci, mentre la famiglia di un tempo era impegnata a produrre figli temprati, poi è diventata la famiglia che produce figli felici. Bisogna tornare ad essere una famiglia che produce figli temprati e quindi la famiglia resiliente. Quindi bisogna spendere, ma spendere intelligentemente per evitare l'assistenzialismo.